Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me c'è anche Francesco Borgonovo e dunque oggi parlare di remigrazione è un crimine perché come ben sapete quando non riescono a portare avanti controargomentazioni o quando vedono che sale troppo il consenso delle persone e non sanno come fermarle, il bavaglio è la prima tecnica che attuano e se non funziona questa tecnica il bavaglio diventa più grande, si può trasformare fino a diventare manette. Dunque sto parlando del caso di Andrea Ballarati, l'organizzatore del Remigration Summit di Gallarate. E questo signore, il signor Ballarati, è stato rinviato a giudizio per incitamento all'odio razziale. È indagato dalla procura di Como per alcune sue affermazioni del 2023 contro gli immigrati. E insomma, oggi la realtà è questa: puoi picchiare i poliziotti durante le manifestazioni, puoi tirare loro le martellate in testa e te ne esci senza problemi, magari semplicemente con l'obbligo di firma, ma se fai dei post sui social contro gli immigrati, allora sei indagato dalla procura. Benvenuti nel 2026. Però sentite qui perché questa non è l'unica notizia. Giusto qualche giorno fa giunge appunto quest'altra notizia: immigrato irregolare algerino con 23 condanne sulle spalle, per anche peraltro reati di violenza sulle donne, deve essere risarcito dallo Stato italiano. Perché? Perché il tribunale ha dichiarato illegittimo il suo trattenimento in un centro per rimpatri. Ecco quindi che siamo davanti alla solita ipocrisia. E allora oggi ne discutiamo senza filtri, ne discutiamo con Vanessa Combattelli, giornalista e docente, e Chiro Attia, cugino di Youssef, ragazzo che è stato accoltellato circa un mese fa alla Spezia. E dunque, Francesco, questo doppiopesismo è veramente imbarazzante, siamo stufi. Vorrei che, insomma, Guarda, il io aggiungo prego. una cosa, perché non è che c'è solo eh, la censura, la denuncia, quelle cose sono persino vecchie, no? Ci siamo abituati. Qui c'è qualcosa di più. C'è una cosa che va avanti da un po' di tempo, che viene ormai teorizzata e giustificata, cioè si dice che ci siano alcune persone che rientrano nella categoria degli odiatori, no? Se tu vuoi limitare l'immigrazione di massa, sei uno che odia. No? Non è una posizione politica legittima, sei un odiatore. E quindi, come diceva un tempo Walter Veltroni, si può odiare l'odio. Che cosa vuol dire? Che se io ti identifico come odiatore, allora ti posso odiare. E quindi, giustamente, posso dire che una sede di Casa Pound a Genova, anche se è regolare, pagano l'affitto e tutto quanto, non deve essere fatta perché quelli sono odiatori. Posso dire che una manifestazione pubblica va censurata perché è fatta da odiatori. Posso dire che gli odiatori non parlano alla Camera dei Deputati perché portano avanti discorsi di odio. Posso censurare gli odiatori in ogni modo, ma c'è un passo successivo. Questi odiatori sono pericolosi per la democrazia, si dice, no? Sono pericolosi perché rivogliono il fascismo, perché vogliono l'autoritarismo e quindi questi odiatori cosa dobbiamo fare oltre a odiarli? Dobbiamo toglierli di mezzo. Ed è esattamente quello che è successo in Francia con l'omicidio di Quentin, no? Sono odiatori. Pensate a cosa dicono in queste ore tutti i vari giornali di sinistra, gli intellettuali, i politici, no? Cosa dicono? Beh, ci hanno provato in tutti i modi a sminuire, a svilire la figura di Quentin. Hanno detto che era un militante, un nazistello, un fascista, un militante di estrema destra, quindi uno con delle idee pericolose, un odiatore, che era parte del servizio d'ordine del collettivo Nemesis, no? Quindi, sai, un picchiatore fascista, per cui alla fine, come dire, te lo vai a cercare. È lo stesso metodo che hanno utilizzato con Charlie Kirk. Charlie Kirk se l'è andata a cercare. Charlie Kirk aveva parole di odio, quindi era giusto in qualche modo, sai, era solo questione di tempo prima che chi semina vento
poi debba raccogliere tempesta. E questo è il punto, Matt. L'odio è identificato con una posizione politica e in nome della lotta all'odio si commettono le peggiori nefandezze. Io ho letto anche, c'è un libro uscito proprio adesso di Michela Murgia, poverina, morta molto giovane, però il libro è terrificante, è un libro, Lezioni sull'odio, dice esattamente questo, che l'odio ce l'abbiamo tutti e io sono d'accordo, non si può censurare l'odio, ma è la sinistra che in tutti questi anni ha voluto censurare l'odio e in nome della lotta all'odio ha esercitato censura, repressione e oppressione. Adesso ci dicono, si può odiare, l'odio è un sentimento, mica lo puoi fermare, non solo puoi odiare, ma devi anche indirizzare politicamente il tuo odio. E contro chi lo indirizzano? Beh, contro quelli di destra. E questo è capito? È la chiusura del cerchio, no? Se tu dici hai una posizione scomoda, vieni indagato, o peggio, se tu sei nel giusto, sei uno dei buoni, puoi fare quello che vuoi, anche ammazzare di botte uno per strada. Vorrei sentire su questo Vanessa. Anzitutto grazie Francesco, grazie Matt, la questione è veramente ridicola e vi dico, l'ho analizzata dal punto di vista giuridico perché ero curiosa, ovvero mi domandavo ma come diavolo è possibile che noi non possiamo reintegrare, riportare a casa le persone che sul territorio italiano, sul territorio europeo non dovrebbero affatto esserci. E il tema è che noi abbiamo creato una gabbia chiamata diritto internazionale unito alle varie convenzioni che non ci consente di essere padroni in casa nostra. Saluto Andrea che vedo qui con noi e ho avuto il piacere di conoscere, gli mando anche la mia solidarietà perché quello che sta facendo Andrea, quello che sta portando avanti e che stanno portando avanti tantissimi europei, perché su scala europea questo tema è di chiedere maggiore sicurezza, di chiedere il controllo delle nostre frontiere, di chi può transitare nel nostro paese. Sapete qual è la cosa assurda? Allora, io ho un immigrato irregolare in Italia e voglio riportarlo da dove è venuto. Innanzitutto devo portare la identificazione di questa persona, ovvero devo trovare dei documenti di viaggio e devo capire anche quale sia il suo paese di origine. Tendenzialmente la persona non collabora e se anche lo facesse, se anche dicesse io vengo, non lo so, dalla Somalia, la Somalia poi deve rispondere ai nostri sistemi dicendo effettivamente questa persona appartiene alla nostra giurisdizione. Invece non lo fa. La maggior parte dei paesi da cui provengono tanti immigrati irregolari non collabora con le istituzioni europee perché non li vuole indietro. Per cui tu già l'identificazione hai un problema. E quando chiedi che questo immigrato venga mandato magari in un centro di rimpatrio, il magistrato non te lo tiene, non ti dà l'autorizzazione a procedere perché dice ma se non c'è una chiara possibilità di rimpatriare questa persona perché il paese non lo riconosce, io non posso farlo, sono legato dal diritto europeo e così via dicendo. Tuttavia, nel frattempo, la Danimarca, con una premier socialdemocratica, ha detto io me ne sbatto, voglio il cambio di queste convenzioni, voglio che il diritto internazionale cambi e si pieghi alla nuova realtà e lo sta facendo e da giugno tutti gli immigrati che sono finiti in carcere per più di un anno per ragioni particolarmente gravi saranno rimandati a casa e basta. E qua voglio anche dire un'ultima cosa sul diritto internazionale. Noi l'abbiamo creato in un contesto internazionale dove era semplice identificare le persone, dove era semplice fare rispettare le regole, dove i nostri interlocutori in qualche misura lo rispettavano, perché le regole hanno senso se tutti noi ci allineiamo. Ma attualmente con il contesto globale che abbiamo, noi siamo gli unici stupidi che rispettano il diritto internazionale, mentre altri stati se ne sbattono altamente e però tutto questo va a creare caos e disorganizzazione e insicurezza nei nostri luoghi, nei nostri stati. E questo è tutto il tema del cortocircuito che stiamo vivendo attualmente. Vanessa, posso aggiungere una questione e chiederti cosa pensi? Perché tu hai fatto l'esempio della Danimarca, no? Io ti faccio l'esempio invece della Gran Bretagna. La Gran Bretagna cosa ha fatto? Proprio perché ci sono questi problemi con i rimpatri, che cosa ha detto? Ha detto, sapete cosa c'è, cari stati, non so, Repubblica Democratica del Congo e simili? Allora, noi abbiamo un problema con i clandestini che vengono dai vostri paesi. Voi non li volete riprendere. Allora, visto che voi non li volete riprendere, noi vi cancelliamo tutti i visti d'ingresso per i vostri VIP, per i vostri diplomatici, per i vostri uomini di affari.
cosa è successo? Che nel giro di poco tempo queste nazioni hanno detto ok, allora ci riprendiamo Esatto. le cose. E sai qual è la cosa curiosa? Che il governo britannico è un governo di sinistra. E qui torniamo al discorso che facevo prima, alla divisione fra buoni e cattivi. Evidentemente ci sono dei buoni che si sono eletti, no? Dimostrati così, hanno deciso loro di essere buoni, che possono fare tutto ciò che vogliono, perché loro non sono odiatori. E invece poi c'è una parte politica, un mondo politico che è composto da gente che odia e quindi quelli non possono fare niente, anzi devono essere puniti o massacrati di botte o ammazzati di botte. Non ti sembra che ci sia anche questa particolarità? Completamente, perché qua facciamo sempre l'esempio anche del premier danese. Dal momento che lei è socialdemocratica va tutto bene, è stata pragmatica, è stata giusta. Quando noi in Italia diciamo le stesse cose, quando la Meloni denuncia le stesse cose, invece è una razzista che vuole discriminare, che vuole riportare l'odio. Purtroppo qua c'è una grandissima responsabilità culturale da parte anche di coloro che ricoprono dei ruoli di istruzione e di formazione, perché parliamo di anni di criminalizzazione di certe posizioni. E ricordiamoci anche quello che viene portato avanti nelle scuole. Nel momento in cui tu crei un alibi e soprattutto una figura che può essere odiata sul fatto che la destra viene vista in modo omogeneo, a prescindere, non si riconoscono correnti all'interno della destra anzitutto, e poi viene vista come nemico, come quella che porta avanti sentimenti di odio, quando si riconosce poi che anche altri governi di sinistra oggi stiano adottando le stesse soluzioni che la destra da anni sta raccontando su problemi che da anni sta denunciando. Quindi questo è anche un ulteriore cortocircuito culturale, al che fa sorridere. Dovremmo sostanzialmente dire no, no, siamo di sinistra e poi fare un governo di destra andrebbe tutto bene. Non so se mi spiego, perché qua si fa tanto di immagine. Con quanto accaduto in Francia, e mi ricollego alla tua domanda iniziale, se fosse stato il contrario, se degli estremisti di destra avessero ucciso di botte un ragazzo di sinistra, oggi per le strade anche di Milano ci sarebbe la fine del mondo. Sarebbe la fine del mondo per qualsiasi città europea. Ma il fatto che sia morto un ragazzo e guarda caso un ragazzo di destra significa che non merita nessun tipo di solidarietà. Anzi, tutto questo può essere visto come uno se l'è andato a cercare. È un sentimento dovuto all'egemonia culturale che abbiamo fatto sì si verificasse. È qualcosa di molto profondo che da anni io denuncio, non è solo di ieri, è qualcosa di veramente che fa parte della nostra radice culturale, purtroppo. Abbiamo fatto sì che le stesse istituzioni potessero definire vittime di serie A e vittime di serie B, ma lo vediamo anche con altre tematiche che riguardano la nostra stessa storia culturale come Italia, ed è il motivo per il quale oggi, ancora oggi, dirsi di destra è pericoloso, perché viene immediatamente messo in una categoria senza tutele da un punto di vista culturale e spesso anche con rischi appunto in ambito giudiziario, perché sei un bersaglio molto più semplice. Ecco, però siccome il mondo non è esattamente tutto bianco, tutto nero, buoni per forza da una parte, cattivi per forza dall'altra, beh, con noi appunto, c'è anche Kiro che è un ragazzo di origine straniera, che però insomma suo fratello suo cugino, perdonatemi, è stato, vittima, no, di questo accoltellamento. E e lui però Kiro è proprio contro, l'immigrazione, immagino insomma degli irregolari o di chi non si comporta bene. Ecco, questo però smonta un po' tutta la teoria, no, di quelli di sinistra, della retorica dei presunti buoni. E allora domando direttamente a Kiro: tu sei, contro l'immigrazione perché sei cattivo? Cioè tu odi sei razzista e odi gli stranieri? Buongiorno a tutti, grazie Matt per la parola, ma qua non si tratta di un odio. Io da studente di economia tendo sempre a guardare i numeri perché i numeri, ragazzi, parlano. Se c'è un'immigrazione di massa, è un'immigrazione irregolare e vedo che i reati commessi in Italia, su 5 reati, 3 o 4 sono commessi da stranieri irregolari, quello mi fa capire che stanno creando dei problemi a tutti gli italiani anche a livello di sicurezza, perché io parlo che conosco 2 culture, sia la cultura egiziana, io sono cristiano, sia la cultura italiana. Quando un immigrato, insomma,
viene in Italia e non si riesce a integrare, cosa che del tutto non è vera, perché io provengo da una famiglia che si è ben integrata a livello sociale e a livello economico. Qui sorge il problema, perché loro importano purtroppo la loro cultura e vogliono che noi ci adattiamo alla loro cultura, ma forse la sinistra o questi immigrati non han capito che qua è casa nostra e comandiamo noi. Quello che è successo purtroppo, a Spezia negli ultimi giorni, un mio cugino è stato accoltellato da un marocchino. Purtroppo in certe etnie è previsto l'uso del coltello e soprattutto quando magari questa persona qua che è stata uccisa è un cristiano. Sappiamo tutti che noi cristiani copti ortodossi siamo stati sempre perseguitati. Quindi c'è un vero rischio, un vero problema che, io spero che, le sinistre si accorgono di questo problema qua, che l'immigrazione di massa può essere non è utile. Io devo filtrare l'immigrazione. Se io faccio entrare dei criminali in Italia, loro già erano criminali nel loro paese di origine, io non posso pretendere che questi immigrati qua fanno del bene, assolutamente. Soprattutto io faccio anche da interprete presso la procura di La Spezia e, faccio dei processi, seguo dei processi. Ma ci sono delle pene che ragazzi fan veramente ridere. Un immigrato irregolare sul territorio italiano che commette una, rapina e oltraggio pubblico ufficiale spazza, purtroppo questo immigrato di pene non ne ha nessuna. Ma il problema sorge che quando io non do pene esemplari, e è brutto da dire, ma lo Stato arretra, io sto dando spazio alla criminalità. Però Ecco, siamo Chiro, però è siamo bravi, interessante perché scusami tu Francesco un attimo, no, non sì, ti sì. la parola. Però quello che non siamo tutti bravi a giustificare, gli immigrati irregolari che commettono reati, però perché le sinistre non giustificano i poliziotti che svolgono il loro dovere quando sparano a uno spacciatore? Perché siamo bravi lì ad attaccare tutte le forze dell'ordine che svolgono il loro dovere? Questa è la mia domanda. Siamo bravi a giustificare tutta la illegalità commessi da irregolari, ma perché noi persone oneste siamo sempre i primi a pagare? A questo proposito è molto interessante la storia di Chiro perché, immagino insomma che tutte le sue posizioni e la sua storia personale sono la dimostrazione che quello che diciamo sulla gestione dell'immigrazione è vero. Cioè tu puoi stare qui, io non credo che, voglio dire, i genitori di Chiro siano venuti qua, con l'idea di delinquere o che siano venuti qua, no, con l'idea di, fare la bella vita come nei video trap. Sono venuti qua, si saranno fatti un mazzo così, hanno cresciuto i loro figli con dei valori che sono anche quelli della loro fede e il risultato si vede, cioè cambia tutto. Ecco, questo è secondo me un enorme argomento a favore della remigrazione, di un certo tipo di severità. Era una cosa che diceva il tuo conterraneo, caro Matt, il cardinale Biffi, lo diceva, cioè bisogna andare a selezionare l'immigrazione anche sulla base della cultura, e non c'è dubbio che la cultura di un cristiano copto sia veramente radicalmente differente rispetto a delle altre. E già mi immagino i prossimi titoloni di giornali, Borgonovo razzista per questa affermazione, ma Ma insomma tanto adesso diranno del razzista, guarda, a parte che non è ho detto una cosa che è tutt'altro che razzista, ma posso dire, tanto Milano del razzista uguale, quindi tanto tanto vale vale che io dici? dicessi delle cose veramente Ti razziste. fermo un Comunque attimo Francesco perché ci interrompiamo un secondo, ma torniamo tra pochissimo. We belong to the world. We belong to the wind. We are the spirits of the competition's end. Turning hours into days. Burning muscles, feel the pain. The heart and soul of discipline, my friend. We are sending you a challenge. It's very clear. We came to win, that is
That's why we are here, demanding to be tested, tested by the best, not to be forgotten like all the rest. The time has come, all the training done, the muscle and the blood will come to pay. Let the game begin, hear the starting gun, play from the heart today, we will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win, number one. Today is the day, all the training through. We have come for the number one, not the number two. Let the contest begin. Play hard, fight to win. Immortality, victory, and fame. The time has come, all the training done. The muscle and the blood will come to pay. Let the game begin, hear the starting gun. Play from the heart today, we will overcome. When the game is over, all the counting's done. We were born to win, number one. Number one. Number one. Rieccoci qui, la Cittadella, Matt Caruso, Francesco Borgonovo, Vanessa Combattelli e Chiro Attia. Insomma, Francesco, sì, è vero, hai ragione, ti danno del razzista a prescindere, quindi tanto vale, dici, dirle comunque le cose, no? Perché tanto se oggi funziona così... Voglio dire, hanno trattato come un nazista Quintana, no? Ammazzato e poi vanno a dire un nazistello. Qui chiedo aiuto a Vanessa. Questa storia di
un ragazzo che potrebbe essere veramente uno che conosciamo, che abbiamo frequentato. Che sensazione ti lascia? Che idea ti sei fatta di questa vicenda qui? Sinceramente un profondo vuoto. Quando, avevo 18 anni ho fondato insieme a 2 miei amici un blog che si chiamava Giovani a Destra e spiegavo prima a Matt che era nato proprio per rispondere ad un bisogno di solitudine, a cui tutti i ragazzi di destra sono soggetti soprattutto quando sono molto giovani e non hanno ancora dei riferimenti, che sia partitici o comunitari. E io mi ricordo dentro questo gruppo c'erano tanti ragazzi che venivano discriminati a scuola, discriminati da vecchi amici che non li riconoscevano più perché avevano delle opinioni diverse. Noi insieme, anche e soprattutto durante il Covid, che è stato un momento estremamente difficile, ci siamo supportati a vicenda. Quindi questa necessità di comunità, che è stata anche quella che sicuramente ha messo poi le fondamenta per Nemesis, io la capisco e la comprendo benissimo. E questo ragazzo è la nostra versione francese, la versione francese di quando avevamo 23 anni, di quando tu sposi un'idea e la sposi con tutto te stesso, e quando sei così giovane tutto è fuoco e niente. E quindi la politica, a maggior ragione, dovrebbe essere un luogo sicuro, perché in un mondo dove c'è grande apatia, grande nichilismo, dove tutti si disinteressano in generale, chi fa politica ha ancora qualcosa dentro, ancora quella fiamma che vuole esprimere. La politica dovrebbe essere un luogo sicuro soprattutto per i più giovani, ma non lo stiamo rendendo tale, perché appunto questo ragazzo viene trattato, come hai detto giustamente tu, come un nazistello. Ma quante volte ho sentito le stesse frasi per i nostri italiani: è un fascistello? Quante volte, anche citando Sergio Ramelli, le cui se vogliamo c'è una storia molto analoga dietro, vediamo delle giustificazioni, è un fascistello. Non c'è mai stata una vera e propria educazione all'amore politico, all'amore anche della differenza di visione del confronto. Però ancora una volta, Francesco, quello che posso notare è che qui a destra viene criminalizzato, e non si tratta di fare un punto vittimistico, ma io qui do anche tanta colpa a quella che fu l'egemonia culturale portata avanti dalla dottrina Gramsci all'epoca, che ha penetrato tantissimi luoghi del potere, tantissimi luoghi dell'istruzione, e proprio quella egemonia ha creato l'alibi oggi per giustificare una morte di questo tipo e per prenderla sotto gamba. Per cui se vogliamo veramente risolvere il tema non è superficiale, è qualcosa di molto profondo, anche di molto tossico, perché parliamo di radici che si sono create per una classe dirigente che comunque sia sta rispondendo con grande indifferenza. E chiudo facendovi un esempio. Io ho letto anche il messaggio di Macron sulla morte di questo ragazzo, ha concluso dicendo tipo e non utilizziamo per strumentalizzare, insomma non creiamo odio, sempre queste frasi molto timide, molto vergognose, quando qui bisognerebbe condannare senza se e senza ma dei gruppi che sono terroristici, ma gruppi che hanno avuto sempre, ma sempre la tutela delle classi governanti, perché come sta succedendo in Italia quando c'è una guerriglia urbana ogni settimana, così in Francia, così negli altri paesi, gli antifa si comportano da terroristi, ma non vengono trattati come tali e uccidono persone, uccidono ragazzi. E quando lo diciamo noi, siamo noi che stiamo odiando. Quando vogliamo semplicemente dire ragazzi, il re nudo, guardatelo, e io ho l'impressione che siamo gli unici a voler riconoscere la realtà in tal senso. Concludo così, quindi, Francesco, molto animata, come puoi immaginare. Beh, è molto chiaro quello che dici, Vanessa. Io voglio tornare da Kiro, Matt. Intanto chiedo anche lui, Kiro è giovanissimo, quasi, insomma, Quentin era poco più grande di lui. Che impressione ti ha fatto questa storia francese, Kiro? E poi se vuoi dire qualcos'altro sul tema immigrazione. Allora, la morte di un giovane per mano dell'odio politico è una ferita che attraversa tutti noi. Chi, pensa di, spegnere una vita di un individuo perché la pensa in maniera diversa o perché, parliamoci chiaro, è di destra, che non esiste nessuna giustificazione che giustifichi questo atto di, violenza, e non c'è nessuna bandiera che valga più della dignità umana. D'altronde siamo noi quelli, tra virgolette, che abbiamo sempre il dito puntato, perché noi diciamo
siamo la bocca della verità e parliamo con i numeri alla mano e dei dati, ok? Se vuoi la rimmigrazione ti danno dello xenofobo, ti danno del razzista e se pensi che la famiglia sia madre e padre e no sei omofobo, cioè non abbiamo più noi la libertà di espressione, perché qualora tu la pensi in maniera diversa da loro sei quello strano. No, ma è così, Matt, cioè tu non solo sei quello strano, sei quello inferiore in alcuni casi. Cioè qui c'è una rivendicata diversità antropologica, perché poi il motivo è sempre lì, no? Cioè l'odio politico funziona in questo modo, si stabilisce che noi siamo dalla parte del bene e poi possiamo trattare tutti gli altri come cattivi e possiamo giustamente liberarci di loro perché sono una minaccia, così funziona, no? Quindi se tu sei quello che dicevo prima, il meccanismo di Veltroni, no? Se tu sei un odiatore, allora noi ti possiamo odiare e ti possiamo anche ammazzare se vogliamo. Ma sai cosa, Francesco? Sì, ovviamente sono d'accordo. E poi si è aggiunta anche un'altra etichetta altrettanto pericolosissima, perché adesso recentemente, con tutto lo scandalo Epstein che abbiamo osservato nelle ultime settimane, beh, adesso il nuovo collegamento, la nuova etichetta è: se sei di destra sei un pedofilo, cioè sei collegato in una qualche maniera a Epstein, alle citazioni che sono state fatte su Trump. Quindi, insomma, c'è quest'altro nuovo collegamento. Quindi, oltre ad essere razzista, omofobo, beh, ora sei anche pedofilo, che comunque stiamo parlando di una parola veramente brutale, no, cioè il concetto di paragonarti a un essere, dell'orrore che fa commette delle azioni brutali su dei bambini. Cioè quindi proprio stiamo scivolando in una deriva pericolosissima e già a me direttamente mi sta capitando. Quindi non solo ho osservato questo fenomeno e ho visto che ha colpito tanti miei colleghi, sul web, ma addirittura queste voci son già arrivate anche a me. Ed ecco che quindi, sai, comincia a diventare problematico, fastidioso e, ti devo dire la verità, ad un certo punto ti poni anche delle domande, cioè dici: "Ma cavolo, ma forse è il momento in cui devo anche solo provare, del terrore, della paura?" Cioè significa che adesso, anche magari girando per strada, se già prima ero considerato il cattivo, l'omofobo, il razzista, tra l'altro in una città come Bologna, che sappiamo che è una città rossa, una città governata dagli anarchici, una città dove Askatasuna troverebbe terreno super fertile, e beh, ecco allora forse devo avere ancora più paura a girare tranquillamente per strada perché se mi imbatto, per pura coincidenza in un rave organizzato nel quartiere universitario di Bologna, devo essere spaventato, devo non passarci? Io mi pongo anche queste domande: fino a che punto possono arrivare a colpire me direttamente? Cioè questi episodi stanno diventando sempre più concreti, l'abbiamo visto con Charlie Kirk, l'abbiamo visto con Quentin, e allora, vuol dire che ad un certo punto questi episodi si concretizzeranno anche qui in Italia? Saremo noi i diretti interessati, Francesco? Guarda, questo non lo so, dall'altro un po' di giorni che me lo chiedono, non vorrei neanche che me la tirassero. Diciamo, io l'ho già vissuta un po' negli anni passati, cioè con in parte il fatto di esporsi, no, di farsi vedere online, in televisione, chiaramente suscita delle reazioni, no, se qualcuno ti vede o ti riconosce per strada, ma il disprezzo c'è, è evidente, cioè si sentono in diritto di dire, offendere, minacciare. In passato si sentivano anche in diritto di menare, fare peggio. Non vorrei che io sono contrario ad aver paura in generale, temo però che si stia prendendo una bruttissima china. Quello che è successo in Francia è pericoloso, c'è un'organizzazione militare dall'altra parte, poi c'è un fatto, che le destre vincono, le destre ottengono, dei successi, della remigrazione si parla, si discute, c'è gente, cioè Beh, c'è un se sondaggio, mi sa che l'hai fatto, scusami, l'hai mostrato anche tu, un sondaggio dove mostravano che sì. addirittura anche, l'elettorato di centrosinistra fosse d'accordo per il blocco navale e la remigrazione. Com'è questa Allora, storia? diciamo, il sondaggio diceva che il 78% degli elettori di sinistra è d'accordo a fare espulsioni più veloci dei criminali stranieri, no? Il 30% circa era d'accordo col blocco navale. Un altro 30% circa di elettori di sinistra, era d'accordo
con avere norme più stringenti per i ricongiungimenti familiari. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che l'immigrazione di massa sregolata così non piace nemmeno alla gente di sinistra, ma a una larghissima, cioè il 30% non sono pochi che vogliono il blocco navale a sinistra. Quindi capisci che c'è terreno fertile per queste idee. E se c'è terreno fertile e c'è una risposta della popolazione, capisci che se Ballarati parlasse per i fatti suoi e con 2 gatti dietro e non interessasse a nessuno, ma chi se ne importa? Guarda un po', appena ottiene un pochino più di visibilità, eccola lì, cominciano le inchieste, cominciano gli attacchi, cominciano queste robe qui. E questo è il problema. Guarda, io sono vorrei chiedere a Chiro, perché son curioso. Chiro, tu, l'abbiamo anche riportate sul giornale, le hai dette su queste cose sull'immigrazione. Quando le hai dette, hai avuto sui social delle reazioni? Perché, Ma io sono una persona molto, molto chiara, soprattutto quando parlo di culture o religioni diverse dalla mia, io lo dico tranquillamente. Il problema poi appunto quando vai in giro la gente ti riconosce, magari gente di quell'altra sponda lì ti guarda con degli occhi un po' così, cioè non ti guardano bene. Ma, tra l'altro Francesco, devi sapere che per esempio io, parlando anche con molti, gay di destra, adesso tiro in ballo, persone omosessuali, ma per un motivo molto semplice che ora ti spiego, beh, loro quando si esprimono su temi appunto di destra, sono a favore, dalla loro comunità vengono giudicati come, omofobi interiorizzati. Ecco, allora forse il caso di Chiro è molto simile, cioè Chiro probabilmente per questi individui verrà considerato come un razzista interiorizzato, cioè loro lo giustificano così, capito? Cioè tu non sei in grado di accettare le tue origini e allora, diventi razzista verso tutti gli altri. Questa è la loro oh, ma questo è il retorica. punto, Matt, vedi? Questo è il punto. Non conta nulla la realtà. Questo è che bisogna capire. Cioè, a me, come dire, se aderisco all'orizzonte ideale progressista, a me in realtà non mi frega niente delle vere condizioni di vita di Chiro. A me frega solo, se Chiro mi è utile politicamente. Cioè non mi interessano i diritti delle minoranze in verità, mi interessa se quella minoranza è funzionale alla mia battaglia. Questo però per un discorso politico tu dici, no? No, è un discorso, cioè è un discorso politico, morale, ideologico, cioè poi è talmente penetrato in profondità che ormai non se ne accorgono neanche più di fare questo ragionamento. Cioè, è come dire, io parlo, no, in radio con un sacco di gente di sinistra, in televisione, e tu dici: "Citi una fonte", loro ti dicono sempre: "Ah, la scienza, i dati". Poi citi i dati tu di uno studio pubblicato, riconosciuto e te li contestano. Perché dicono: ma quella non è una fonte giusta". Cioè, non conta il merito, conta la cosa, se la cosa mi è funzionale. Per cui Chiro, se Chiro andasse in io giuro, lo so, ma ci scommetto le mani. Se Chiro fosse andato in televisione a piagnucolare, a dire che era la colpa del razzismo, a dire che se avessero accolto meglio il marocchino che ha accoltellato suo cugino, allora non sarebbe successo. Cioè, se Chilo avesse fatto la parte del nuovo italiano, dell'immigrato da figurina, allora oggi avrebbe i titoli dappertutto su Repubblica, sarebbe ospite fisso in tutti i talk show e probabilmente gli avrebbero già proposto una candidatura nel PD o in AVS. Io ne sono certo. E allo Io stesso modo, non so se ti ricordi Tony Iwobi, no, della Lega, e non andava bene perché era nero ed era leghista, e così come non interessa nulla dei diritti LGBT. Se tu vuoi essere l'LGBT giusto, allora devi avere quelle posizioni politiche, pensare queste cose. Le donne, ma scusate, guarda Nemesis. Nemesis sono donne. no, ma non si può no, ma scherzi, non si può essere una donna di destra femminista, Francesco, Ma non puoi le essere una donna di destra, cioè è questo il punto. Allora i diritti delle donne, se c'è la donna di destra di mezzo, vanno a farsi benedire, perché di Beatrice Venezzi puoi dire che fa carriera solo perché è bella, solo perché l'ha data via, solo perché lecca i piedi alla Meloni. Ma scusa, ma sai che se tu dici una cosa del genere di una donna qualsiasi di sinistra, la dici
parlando a una cena e c'è una femminista presente, ti inchioda le mani sul tavolo, no? Se tu osi suggerire che una donna abbia fatto carriera non per il suo merito e sua intelligenza, ma perché, no, ha usato dei sotterfugi, ti crocifiggono. Invece sulla donna di destra puoi dire qualunque cosa, puoi dire qualunque porcheria, perché tanto va bene. Cioè il punto che sei di destra, quindi sei inferiore. Per cui ti posso anche ammazzare di botte, ti posso anche spaccare la testa, ti posso sparare da lontano e alla fine c'è sempre un motivo. Te la sei cercata o comunque un po' te lo meriti perché sei un fascista. Questa è la Comunque cosa, capisci? Chiamiamola un po' violenza d'onore, omicidio d'onore, un po' come succede in certe religioni. Ma sì, guarda, è peggio, cioè è la giustificazione. Questa è la superiorità morale, che non è l'egemonia culturale, perché l'egemonia culturale, sai, è vero, come dire, l'egemonia culturale c'è o non c'è, cioè se tu hai la forza di controllare i mezzi di comunicazione, ma qui è un altro discorso, qua è la pretesa di superiorità antropologica, cioè noi siamo gli eletti, noi siamo migliori, noi sappiamo come si deve vivere, no? Ragazzi, è difficile Ma tu sai, Francesco, che si dice tantissimo sul web, io adesso non so se tu riscontri questo, però insomma si pensa molto fortemente, soprattutto tra i giovanissimi di sinistra, che la cultura sia a sinistra, cioè che non possano esistere intellettuali di destra. Io credo che questo sia un'argomentazione, una narrazione veramente pericolosa, perché anche qui tu stai delegittimando, cioè tu stai dicendo che chi vota a destra, chi ha un pensiero di destra è meno intelligente. Quindi non puoi magari, non potresti votare perché sei meno intelligente, allora facciamo, no, la patente, no, per poter votare basata sul quoziente intellettivo. Cioè una roba folle. Allora, Guarda, ti dirò di più, io penso anche che non esistano più le categorie destra e sinistra, sono categorie per molti versi insensate, che non corrispondono alla realtà. Non sopporto neanche la destra che fa vittimismo, perché poi spesso la destra si nasconde dietro questa cosa e mi dà molto fastidio, però è un fatto, cioè ci sono questi che si ritengono, sì, che pensano che tu sia uno scemo. Guarda, c'è una cosa che trovo aberrante, no? Ehm, a me capita delle volte incontrare persone sconosciute, insomma, che poi magari ai margini di un convegno, di una cosa, mi fermo a parlare 5 minuti, no? E dopo vedo che mi dicono: "Ah, ma allora con lei si può si può parlare, no?" parlare. E poi dopo pensando che di dirmi una cosa gentile, ehm, quando mi è capitato anche con amici, diciamo, di sinistra, poi dopo dicono: "Sì, ma poi, se uno lo conosce poi capisce che non è così." Ma tu non hai bisogno di conoscermi personalmente per sapere che io non sono un demente violento, intollerante. Basta che mi ascolti senza le lenti del pregiudizio e dell'ideologia, no, e invece fanno così, capito? Poi magari ti conoscono personalmente, allora gli cala l'astio, ma se no, se ti vedono da fuori tu puoi dire quello che vuoi. A me fa ridere, vado delle volte nei talk, da Formigli in particolare mi è capitata questa cosa. Vado, faccio una critica al governo e mi arrivano su X gli insulti: "Ah, servo della Meloni". Ma scusa, ho appena criticato il governo, servo di che? No, quindi evidentemente è inutile dire qualcosa. Cioè io potrei andare a dire, se io andassi in televisione a dire: "No, ma perché viva Liliana Segre, diventasse lei presidente del Consiglio, morte tutti i fascisti", mi darebbero comunque del fascista, perché non gliene frega niente. Tra l'altro mi fa veramente sorridere perché, insomma, quello che hai narrato finora l'ho sentito anch'io tante volte su di me, quindi evidentemente queste frasi che vengono pronunciate sono un po' sempre tutte le stesse, no, un po' fatte con lo stampino. Mi fa molto sorridere questa cosa. Neanche riescono a criticare in modo originale, vabbè. E insomma, e anche quest'oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Sicuramente torneremo ancora a parlare di emigrazione, immigrazione e sicurezza. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi, ringrazio Francesco e noi ci vediamo alla prossima puntata della Cittadella. Un saluto a Ciao. tutti. Stai ascoltando Radio